Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco e oggi sono qui a mostrarvi una mia partita. Non sono solito fare queste cose perché ritengo che le mie partite non siano degne di nota in nessun modo, che non possano aiutare al miglioramento di nessuno, ma questa ci sono particolarmente affezionato. L'ho giocata circa un annetto fa in un torneo che si chiamava tipo Ciccio Pizza e già questo fa capire la serietà del torneo. Detto ciò, andiamo a vederla. Perché sono particolarmente felice di questa partita? Perché se, se, perché il motore di chess.com, l'analisi mi dice che ho fatto il 99% di precisione, ma neanche Stockfish, ragazzi, neanche Stockfish. No, a parte gli scherzi, è stato relativamente semplice fare questa precisione perché la partita è durata poche mosse. Volevo vedere se la partita durava 40-50 mosse, se riuscivo a reggere questa precisione. Però sono felice e lo tipo ce l'ho attaccata sul frigorifero. Andiamo a vederla. L'ho giocata contro questo ragazzo che ha tanto crescerà Costalonga, un bravissimo ragazzo, tra l'altro molto, molto educato. E in quello stesso torneo vi farà piacere sapere che ho perso anche contro un altro ragazzino, tipo di 1200 punti. In quel periodo mi gasavo a giocare il gambetto rosso, un gambetto inutile e devastante per il nero in quel caso. Quindi stavo sperimentando, per me gli scacchi sono anche divertimento, quindi va bene provare gambetti, robe assurde, però chiaramente poi ne va del tuo punteggio, ma quelli sono dettagli, ma guardiamoci un pochettino la partita. Io ero col bianco, D4, D5, cavallo F3, cavallo F6, potrebbe essere un sistema Londra, G3, potrebbe essere una Smyslov, diventa una catalana, C5 e qui c'è un po' di tensione verso il centro. Vediamo un pochettino come se si risolverà subito questa tensione o si deciderà prima di mettere al sicuro il proprio re, prima di prendere provvedimenti di questo tipo. Entrambi i giocatori decidono prima di mettere al sicuro il re e poi di prendere provvedimenti. Struttura quasi simmetrica, ma a questo punto decido di cambiare al centro. Cambierà il centro poiché dopo un eventuale cambio il mio avversario si sarebbe trovato col pedone in D5 isolato e quindi avrei già potuto giocare in maniera tranquilla contro una possibile debolezza, perché ricordiamoci che a scacchi vince chi sa che cosa fare. Cioè se tu in quel momento dici ok, ho trovato quella debolezza, adesso l'attacco, hai già un qualcosa in più rispetto a uno che dice mo che cacchio devo fare. Quindi avevo già un chiaro obiettivo d'attacco, ma non ho subito catturato questo pedone, non c'è nessuna fretta, anzi magari l'avrà fatto lui, lo farà lui in un futuro, quindi intanto continuo a sviluppare i miei pezzi e adesso il mio avversario decide di giocare B6. B6 è una mossa purtroppo non forte perché indebolisce un pochettino la diagonale del mio alfiere in fianchetto e quindi da lì possono succedere cose. Infatti dopo questa mossa inizio a pensare come poter confutare una mossa di questo tipo e quindi la prima mossa che mi viene in mente è subito cavallo e5. Cavallo e5 iniziamo ad azionare subito l'alfiere su questa diagonale che si è indebolita, si fa pressione su questo cavallo, quindi tutto nella norma. Il mio avversario gioca alfiere B7, anche questa è giustamente quando apri un fianchetto è cosa buona e giusta andarlo a chiudere e adesso è il momento di catturare. Su questa cattura c'è già una trappola. Se catturi di pedone, mossa che potrebbe venire in naturale per fare i pedoni sospesi, c'è donna B3. Attacco sull'alfiere, aumento la pressione sul pedone centrale. E qui è difficile. Dopo un'ipotetica, vediamo donna C7. Ok, qui cade il centro, quindi dovrebbe giocare. Boh, forse non ci sono possibilità di difesa. Donna B6, niente, alfiere D5, cade comunque almeno un pedone centrale. Ma il mio avversario l'ha vista e gioca alfiere C5. Alfiere C5 comunque condanna il pedone D5 ad essere isolato. Dunque, c'è il pedone isolato, inizio a attaccarlo in tutti i modi. Lo sto attaccando col cavallo, lo sto attaccando con l'alfiere, lo sto attaccando con la regina. Vediamo lui invece come si difende con un alfiere, si difende con una regina, si difende su un cavallo
la cosa eccezione, siamo un 3 contro 3, nessuno riesce a vincere questo scontro, bisognerebbe portare almeno un altro attaccante contro, ma non ho pezzi che possono andare attualmente ad attaccare questo pedone, quindi se non hai pezzi che possono andare ad attaccare, prova a rimuovere un difensore di quel punto. Per esempio, posso rimuovere il cavallo F6 con questa cattura, quindi ho un attaccante, due attaccanti, tre attaccanti e alla prossima ti rimuovo un difensore. Quindi è come se allo stesso tempo ho aggiunto un attaccante. Viene giocata torre in E8 minacciandomi il cavallo, ma qui il fatto che l'alfiere B7 è sospeso e la torre A8 chiaramente dopo un'eventuale cattura è praticamente andata, ci sono giochini tattici. Qui ci ho ragionato un bel po', perché un conto è fare una mossa di questo tipo a sentimento in una partita online, un conto è farla in torneo, e la mossa da 2 punti esclamativi, come direbbe Andrea, è cavallo per D5. A questa mossa il mio avversario rispose con cavallo BD7 per iniziare anche a far comunicare i pezzi. Vediamo perché questo cavallo per D5 è stato così forte. Innanzitutto il cavallo è inchiodato, quindi non si può catturare, altrimenti perdi la donna. Questo mi sembra ovvio. Se catturi d'alfiere, io ho intermedia alfiere per F6 minacciando la donna, cattura di donna o di pedone è indifferente, è vero che mi attacchi il cavallo, ma dopo cattura, 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 cattura. Io ho un vantaggio di materiale abbastanza consistente perché ho praticamente 2 torri e pezzo leggero e tu hai 2 pezzi leggeri e una torre. È vero che adesso la posizione da bianco non è difficile da gestire, ma mi sarebbe piaciuto onestamente. Se fossi riuscito a cambiare per esempio un paio di torri, avrei giocato il finale con molta tranquillità. Quindi per questa ragione questo cavallo non si poteva prendere né col cavallo né con l'alfiere. Per questa ragione il mio avversario vede il tatticismo che c'è dietro, gioca cavallo BD7 cercando anche di consolidare anche il proprio cavallo, ma neanche questa mossa funziona perché arriva cavallo per D7 e su questa mossa il mio avversario abbandonò. Perché? Che cosa succede sul cavallo per B7? Se catturi di donna, arriva cavallo F6, scacco e alla prossima perdi la regina. Quindi cavallo per D7, ovviamente cavallo D7 perdi subito la regina. Vediamo qui il computer diceva che la partita poteva continuare in che modo? Alfiere per D5, alfiere per D5, cattura, 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 cambio, 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 cambio. E anche questo finale onestamente mi sarebbe piaciuto da giocare. Bene, la partita è finita qui, una piccola miniatura. È stata diciamo una bella partita, ho saputo sfruttare questo errore di questa apertura B6 e va bene, non tutte le partite escono così, quella volta che ti esce bene la immortali da qualche parte, la salvi in tutti i modi possibili e niente, spero che vi sia piaciuta ragazzi, ovviamente non porto la sconfitta col gambetto russo perché veramente è stata indecente, però niente, mi faceva piacere condividerla con voi e niente, tutto qui. Vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!